Buonasera, lunedì 2 maggio siamo ritornati in diretta dopo 2 settimane di assenza perché il lunedì tra Pasqua, ovviamente 25 aprile, ci ha tenuto lontano, distante. Cosa è successo? È successo che il Napoli è imploso, che l'Inter si è un po' suicidata andando a perdere a Bologna in questo momento, mentre invece il Milan continua questa sua cavalcata tenendo la testa della classifica con 2 punti di vantaggio nei confronti dell'Inter. Quindi il campionato dice ancora tanto alla fine, in conclusione di questo campionato. Di solito il più delle volte veniva deciso già in una forma anticipata, invece quest'anno è comunque una nota di merito. Poi parleremo con il nostro ospite ovviamente se questo è un merito oppure no, perché ci sono ovviamente dei detrattori nei confronti del calcio italiano dicendo che questo, vabbè, non è una forma di spettacolo, però effettivamente aspettare fino all'ultimo, sapendo non sapendo ancora chi è il vincitore con anticipo, io credo che sia una nota comunque positiva. Che calcio che fa è un format che va ripreso anche, tra parentesi, il sito che è rimasto silente durante il periodo della pandemia. Riprendiamo a poco con i vari impegni, sottolineando soprattutto i libri che escono dal punto di vista calcistico in questo periodo, perché sono veramente tanti, sfruttando qualsiasi settore legato al calcio, emozioni legate al calcio, personaggi legati al calcio e ovviamente anche all'attualità del calcio italiano, con un piccolo rimando anche al calcio estero per ciò che riguarda le situazioni un po' anomale, perché a me piace battere abbastanza il tasto su questo, cioè il calcio italiano deve essere un po' più sostenuto soprattutto dall'interno. Ne parleremo appunto ancora con il nostro ospite che è lì, che lo vedo sotto traccia. Ricordiamo che calcio che fa è appunto format che va in onda sulle pagine Facebook e appunto in streaming su civimusicradio.it in principale modo, perché è una trasmissione radiofonica che quest'anno, in questa stagione viene in qualche modo elaborata appunto a livello di streaming, però è collegata ovviamente alla radio. Ritorneremo probabilmente l'anno prossimo in radio in diretta e sarà anche un po' più bello perché avremo la possibilità di avere gli ospiti proprio in studio ed è più divertente anche per tanti motivi. Poi abbiamo ovviamente da ricordare che calcio che fa è appunto su Facebook, è alla diretta su YouTube, su Twitch e poi a livello di social è anche presente su Instagram. Ultimo, il momento della beneficenza è l'associazione Conosci Frederick, ovvero sia per la ricerca e la cura della tassia di Frederick, www.per-m.it. Questo è un'associazione che studia una malattia rara in particolar modo e quindi sono veramente bisognosi di risorse perché, come sapete, le malattie rare vengono lasciate sempre in ultimo a livello di ricerca. Bene, allora mi sono dilungato nel preambolo iniziale, ho parlato di un ospite che ci dirà il suo punto di vista su tanti argomenti. Eccolo qua. Fabio Napoleone, co-founder One Lab Milano, senior partner Playground Milano League, quindi basket anche. Ciao Fabio. Ciao Fulvio, grazie per l'invito e felicissimo di essere qua con te. Grazie, guarda, prima ricordavamo un po', noi abbiamo una frequentazione magari non serratissima, ci siamo un po' più rivisti negli ultimi anni, però effettivamente abbiamo una conoscenza reciproca di una, non si può dire. No, Eh, te lo dico io, più di 50 anni. e quindi da quando si giocava a ragazzi, quindi la bellezza è anche in fin dei conti ricordare un tipo di calcio, certe atmosfere. Una cosa velocissima, è veramente cambiato tanto, no? Il calcio, non penso a livello di bambini quando si giochi a calcio, magari non c'è più il cortile dove appunto giocavamo a pallone o ci si ritrovava, però comunque credo che ci sia sempre comunque una passione per quel maledetto elemento che rotola. Assolutamente, no, la passione è immutata, lo testimoniano anche gli stadi pieni, no, delle ultime giornate. Una volta esistevano i bar e i marciapiedi sui quali si dibatteva su questo o quel giocatore, l'arbitraggio, il risultato, perché poi gli argomenti sono sempre gli stessi, no? Il fuorigioco che c'è, non c'è, lo doveva vedere, l'hai visto solo tu, queste cose qua. E oggi ovviamente c'è una, come dire, tutto un mondo, un universo della comunicazione che parla di calcio
talvolta straparla, però questo non incide sulla passione dei tifosi e degli appassionati in genere, ecco, secondo Sì. me. Sì, questo sì, forse in mancanza di un grandissimo livello di calcio, no? Visto che poi sono, non sono un detrattore del calcio italiano, però capisco che di fronte ad altre situazioni, insomma, il calcio italiano perde qualcosa. Non vorrei che il VAR fosse diventato in questo periodo la vera forma di attrazione, no? Perché questo Sì, rappresenta l'argomento principe nel bar, appunto, quello che dicevi tu. Se prima era un qualcosa che, vabbè, le supposizioni, adesso diventando sistematico, diventa una memoria storica di tutti questi episodi, anche nel confronto, lo vediamo anche sui social, no? Che rappresentano un po' il bar virtuale. sì, sì. Boh, il VAR io lo vedo un po' come il ricorso d'appello, no? Cioè c'è una sentenza che è quello che accade in campo e poi i tifosi delle due squadre, quando vedono l'arbitro che è pensieroso, diciamo così, attendono il secondo verdetto. Io ero speranzoso, riponevo delle speranze sul VAR perché lo credevo uno strumento utile a risolvere alcuni casi difficili da gestire. In realtà poi nel tempo si è perso un po' quell'obiettivo e quindi adesso lo trovo quasi, non posso dire ininfluente perché influenza, ma diciamo un po' svuotato dei suoi valori positivi, ecco, del suo valore positivo. Ecco, tra parentesi, lo so anche per altri motivi, pare che l'Italia rappresenti un po' il paese test per tante cose, Mhm. compreso anche il VAR. Infatti siamo partiti noi con la Germania in un modo differente rispetto alla Germania. La Germania avevano già il centro dentro al quale appunto erano riuniti i pensatori, gli arbitri che sviluppavano le teorie, le varie situazioni. Da noi invece erano dislocati con le moviole in vari posti, mentre invece Sì, adesso è ritornato tutto in una forma centrale a Lissone. Però sì, quello che voglio dire è che da noi sta diventando veramente capillare, qualsiasi situazione è diventata pazzesca, ma l'abbiamo sì, visto però all'estero che invece proprio non vanno a vedere, non vanno a vedere, quindi vuol sì, dire sì, che o sono furbi loro e dicono difendiamo comunque uno stato di cose, no? sì, Ed evitiamo di entrare troppo nelle situazioni proprio sì. specifiche, no? E quindi creare una polemica ulteriore che magari danneggia. Poi magari è una forma anche di discussione, è di sicuro una forma di discussione anche non andare al VAR e dire però quello poteva essere o non poteva essere. Sì, se posso fare è assolutamente vero quello che dici. Mettiamo a confronto 2, modi di fare calcio che hanno una precisa identità. In Inghilterra si gioca un certo tipo di calcio, ci sono certi atteggiamenti dei giocatori in campo e se vuoi anche dei tifosi in tribuna. L'avvento del VAR non ha modificato lo spirito del gioco. Tant'è vero che noi italiani ogni tanto guardando una partita di Premier diciamo ma porco cane, il VAR dice che è fuori è fallo e l'arbitro non interviene. Probabilmente per salvaguardare un certo spirito del loro gioco. Da noi, dove la polemica anche sulla rimessa laterale Certo. antecedente di 4 possessi l'azione del gol, riusciamo a fare polemiche, riferimenti, contestiamo e così via. E quindi Forse è un po' creata d'arte, quindi viene sì, meno poi quel sì, concetto che dicevi tu di verità, perché il VAR è verità, appunto noi avevamo voglia di avere la verità, che quindi in qualche modo non intracciasse neanche più di tanto l'arbitro, ma neanche l'arbitro dovesse essere, diciamo, protagonista, perché è chiaro. ritornato soprattutto quest'anno protagonista di determinate decisioni, anche l'anno scorso un po'. Allora a questo punto ci sono degli elementi che sono difficili da No, ma contenere. stridono fra di loro poi, no, Esatto. perché mettono in difficoltà l'arbitro in certe situazioni, fanno ritenere il VAR come uno strumento quasi superfluo e io riassumerei cioè il VAR non è tutta la verità, ma è soltanto la verità, nel senso può Sì, arrivare non si fino a un certo scappa. punto e su quei punti lì non puoi sbagliare. Adesso l'errore sul gol Allora di Acerbi, ecco, però quello lì io non avevo visto in diretta perché non lo ero via. nemmeno Ho io. rivisto il gol.
non ci fosse stato il VAR, secondo me sarebbe andato via filato liscio, no? E vai Certo, a con un vedere, errore però, con un errore. beh, è un errore, e indubbiamente c'è l'errore, no? Col VAR c'è l'errore, no? Quindi E col VAR però in questo caso proprio è stato un errore marchiano dell'arbitro, perché in quella situazione lì il VAR ti dice esattamente che cosa devi fare. In altre situazioni no, quindi ha detto, insomma, salvo certe eccezioni, il VAR può essere d'aiuto. Certo che se lo usi male poi, come dire, ti crea ulteriori problemi. Certo. Va bene, Fabio, abbiamo già anticipato uno dei temi che appunto è sempre un po' questo, no? Poi a me piace far vedere l'immagine che ho creato per il VAR, questo è il mio VAR, ecco, una splendida ghigliottina che taglia veramente la testa al calcio, in qualche modo se utilizzato ovviamente è male. Vediamo Sì. che a livello di commenti c'è Anna Maria Pavesi, vi sto ascoltando bene, non so se è una minaccia, comunque va bene così. Andiamo No, sì, avanti. sostanzialmente dice che dobbiamo fare attenzione a quello che diciamo. Esatto, quindi occhio, Sì, quindi sì. attenzione, attenzione. Senti, andiamo a vedere un attimo, vabbè, allora siamo arrivati alla 35esima giornata, eccolo qua, quindi abbiamo i risultati, quindi il Cagliari perde col Verona per 2-1 in casa e compromette ulteriormente la sua classifica, il Napoli passeggia 6-1 sul Sassuolo, la Sampdoria vince un derby pazzesco con il gol sbagliato all'ultimo minuto da capitano Criscito del Genoa, manda quasi sicuramente, anzi quasi sicuro, insomma, il Genoa in Serie B. Poi abbiamo Spezia-Lazio con la partita incriminata, con lo Spezia sempre avanti e poi alla fine rimontato con il gol al 90esimo di Acerbi, molto contestato. Juventus-Venezia, anche qui una partita con una doppietta anomala del centrale di difesa della Juventus, Bonucci. Poi abbiamo un Empoli-Torino 1-3 con la tripletta di Bellotti, un 1-0 del Milan a 8 minuti dalla fine contro la Fiorentina molto gagliarda, Udinese-Inter un 2-1, una partita difficile anche questa per l'Inter che doveva assolutamente tenere il passo del Milan, un Roma-Bologna che fa vedere che il Bologna nell'ultimo periodo è una brutta gatta da pelare, Atalanta-Salernitana ce la vediamo stasera, che è una partita assolutamente non banale, anzi Aperta. aperta, anche perché poi l'Atalanta deve andare in Champions e il Milan tra un po' lo deve incontrare. La Salernitana ha un filotto pazzesco, l'Atalanta, Venezia recupero giovedì e poi va a Cagliari. No, Cagliari e Salernitana, devo vedere No, adesso. giochi in casa col Gioca in Cagliari. casa, esatto, il Salernitana Cagliari. Quindi, Sì. insomma, risultati tutto sommato si vedono alcune squadre, ritorniamo un po', dico Verona, dico Sampdoria, ovviamente Genoa, perché quelle che sono un po' più in una situazione di crisi che non sono ancora sicurissime, ma lo stesso Spezia ha fatto una partita gagliarda, Venezia che cerca comunque di vincere per recuperare dei punti, Torino che vuole comunque una sua classifica, la Fiorentina che ha fatto appunto una buona partita ieri, l'Udinese che non molla niente, Bologna che non molla niente, poi appunto Atalanta Salernitana. Cioè vedo che tutto sommato le squadre alle ultime giornate non si sono accontentate, no? Che di solito è uno dei grossi problemi alla fine del campionato. Sono d'accordo. Io da quel che vedo, quest'anno in modo particolare le squadre in questo periodo stanno esprimendo quello che possono, nel senso che l'Atalanta, che sembra una squadra in crisi, fa fatica proprio a creare gioco e non credo che sia a causa di scarse motivazioni. Forse sono a fine ciclo, una serie di motivi, però più di tanto non riescono a fare. Mentre Bologna, Udinese giocano tranquille e serene e si divertono, l'Udinese ieri un po' meno, e Milan e Inter sono costrette a vincere, il Verona? Napoli ci prova sempre, il Verona è la squadra più in forma del campionato,
perché vince senza far fatica, quindi no. Sì, poi attenzione che il Verona è una squadra, adesso andiamo a vedere perché torna utile questa slide, sono i capocannonieri, i cannonieri e gli assist man. Andando a vedere i cannonieri ci rendiamo conto che per esempio in quarta posizione c'è Simeone con 16 reti, e al 12ª posizione c'è Caprari con 12 e più in giù c'è Baraka con 10. Sì, Quindi sì. hanno la totalità praticamente di 32 gol, quindi insomma, no che 32 gol, cosa sto Sì, sì. dicendo? 38 gol, 16, 38, sì, sì. 28, 38. E 38 loro hanno gol. fatto più di 60 gol, una sessantina di gol credo, il Eh, Verona, che eh, Faraoni fa i suoi. Eccolo ehm, qua, 61 reti, hanno fatto eh, 61 reti, infatti ha segnato come l'Atalanta e ha segnato più della Juventus e della come Roma il Milan, stessa. come il Milan. Ha segnato come il Milan e quindi praticamente 1, 2, 3, 4, il quarto attacco. È il Sì, sì, quarto attacco, quindi e però c'è il dato, ovviamente, non tutto può essere facile, ovviamente, altrimenti sarebbero in testa alla classifica. assolutamente. Hanno preso 52 gol, insomma, quindi Sì, insomma, non so. sì, sì. Anzi, vediamo un attimo quella classifica, quindi abbiamo il Milan e l'Inter lì davanti con 77, 75, 5 lunghezze c'è il Napoli, che sta per essere un po' risucchiato dalla Juventus, quindi la Juventus punta a questa terza posizione. Non mi pare che la terza posizione regali un vantaggio, no? No, Giusto? No. non credo, no, no, ti direi di no. No, e poi abbiamo la Lazio che appunto ha recuperato dei punti anche sulla stessa Roma e la Fiorentina, quindi si giocano questa posizione, la quinta posizione, la quinta e sesta posizione, quindi le coppe, quattro squadre, Lazio e Sì, Roma 59, Fiorentina 56, Atalanta a 55. Non credo, no, il Verona no, perché non credo proprio. Avrebbero su 9 punti a disposizione, non ce la può fare. speriamo di no il Verona, dai. Ah no, sei particolarmente interessato, vedo Un in pochino, questo. un Un pochino. pochino, ecco. Mh. E poi dopo a scendere abbiamo il Sassuolo 46, Udinese che ha raggiunto 43, che si diverte come dici tu, il Bologna sta ottemperando veramente questo periodo di mancanza di Mihajlovic, che è stato dimesso oggi dall'ospedale, Empoli 37 che sta un po' deludendo ultimamente, la Sampdoria che vuole qualche punticino in più per confortare la sua classifica, Spezia 33, Cagliari appunto 28, attenzione perché abbiamo la Salernitana che deve recuperare 2 partite e in teoria potrebbe arrivare già a 28, a 31. A 31 e quindi scavalcare e lasciare di 3 punti indietro Cagliari, Cagliari, Genoa e Venezia. Sì, E sì. quindi sarà un po' dura, quindi anche il Venezia forse tenta un ultimo colpo, quindi il giovedì, no? Cosa pensi? Beh, sì, ci proverà. Ha perso Proverà. le ultime 8, la vedo un po' difficile. Poi è tanto Certo. distante. È tanto distante, sì. Però in primavera poi si prendono anche i colpi di sole, quindi magari la Salernitana che sembra lanciatissima può inciampare a Venezia, non si può mai Beh, sapere. io credo che a questo punto anche le motivazioni di una squadra che cioè credo che vedano veramente queste ultime 3 partite da 9 punti, 4 partite, 12 punti vogliono fare. Secondo me hanno concettualmente questo. Il Cagliari, anche il Cagliari vorrebbe, tra parentesi il Cagliari è in odor di esonero Mazzarri, e ti domando, forse non era il momento giusto per esonerare, no? Forse dovevi cambiare un po' prima, se dovevi proprio dare una scossa o qualcosa da un punto di vista tattico, come ha Sì. fatto del resto a Salernitana a gennaio con Nicola. Però gli ha dato 5 mesi di tempo per fare qualcosa di concreto. Io, diciamo che sono sempre dalla parte degli allenatori, no, raramente gli esoneri servono a cambiare situazioni e probabilmente il Cagliari conta, ammesso che decida poi per l'esonero di Mazzarri, conta sulla reazione nervosa, Sì, che poi si concretizza con la partita di Salerno, perché poi già con l'Inter diventa complicata e all'ultima giornata potrebbero arrivarci da retrocessi. Non c'è un motivo, come dire, razionale per esonerare un allenatore a 3 giornate dalla fine, se non la sperare scossa, appunto in la una scossa, la la scossa, ecco. la scossa, perché da un punto di vista tecnico io credo che Mazzarri abbia già fatto quello che doveva fare, no, perché la squadra è anche Sì, un po' sì. questa, no, quindi Sì, sì.
Sì, sì. Bene, Anche allora se delle individualità interessanti, sì, però certo. probabilmente sono male assortiti, non so, c'è un qualcosa che non sappiamo. Questo potrebbe anche questo può è una delle dominanti o insomma una delle motivazioni che molte volte portano al cambio dell'allenatore, perché l'allenatore impone determinate cose e i giocatori se non vogliono fare determinate cose, non vogliono correre, non c'è verso. Niente, non c'è, No, certo. e quindi il management lo viene a sapere e quindi è un bel casino. Sì, 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 Uhm senza dubbio. allora andiamo a vedere un attimo, visto che, non volevi parlare di Milan di questo periodo, invece vorrei parlare di Milan, ma anche di Inter e soprattutto delle ultime 3 giornate perché, andiamo a vedere qua i percorsi. Dunque il percorso per esempio volevo vederlo anch'io da questo punto di vista, vediamo un attimo. C'ho una stampa quindi dal 23ª giornata, ecco, 23ª giornata. Abbiamo quindi 23ª giornata, vediamo che ci sono esattamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 partite utili consecutive del Milan, a fronte, in cui è imbattuto. Mh-mh. Nello stesso periodo l'Inter, invece ne ha avuto 2 sconfitte. Il Verona ne ha avute 3, quindi da un certo punto di vista il Verona è una squadra che è veramente da prendere con le molle, mentre invece l'Empoli nell'ultimo periodo alterna non grossi risultati, sì ha vinto la penultima, quella col Napoli mi sembra, e basta. Poi per il Sì. resto, Nel du l'Atalanta mh. sì, prego scusa? No, no, nel 2022 ha vinto solo col Napoli. Credo nelle Infa ultime 20 partite ne ha vinta 1, qualcosa del ecco, genere. eh sì. L'Atalanta, invece ha perso ben 6 partite in questo lasso di tempo. Il Cagliari viene da una serie pazzesca negativa. Il Sassuolo sta perdendo molto in queste ultime giornate, ne ha perse 4 su 5, Sì. e la Sampdoria ha ogni tanto una boccata d'ossigeno che certe volte viene la vittoria e riporta un po' su, poi dopo vengono un filotto di 3 partite perse, viene Beh, poi una con vitto l'equilibrio che c'è, una vittoria vale più che oro, eh. ah beh, ma infatti non raggiungono neanche la quota 40, eh. No, no, no. Quest'anno proprio è impossibile. Di solito se uno diceva: "Raggiungo la quota 40 e mi salvo." Sì, sì, Vero, adesso è però è vero. molto più bassa, quindi forse è un punto negativo per il campionato questo fatto, o Ma no? sai, allora, laddove c'è equilibrio ovviamente c'è una distribuzione dei punti più, come dire, diffusa. Quindi o vuoi l'equilibrio o vuoi il record dei punti, perché le 2 cose non sono compatibili fra di Ovviamente. loro, ecco. Prima tu facevi cenno alla "bellezza" fra virgolette del campionato. Allora, l'equilibrio è chiaro che dona interesse, e aggiunge bellezza al campionato se sei fortunato ad essere tifoso di una squadra che si sta giocando qualcosa di bello, ovviamente. È una mezza battuta, però di fatto è così. Sì, Quindi però se lo analizzi come dato di fatto, cercando di staccarti, non avendo interessi all'interno, effettivamente guardando gli altri campionati ti rendi conto che, tra la Liga, la Ligue 1 oppure la Bundesliga, cioè questo è già ma da tempo, è già finito il campionato. È sì, logico che sì, quindi che ci sono dei mini campionati all'interno che possono essere anche andare a sconfiggere il Bayern, per esempio, che vince sempre, andare a sconfiggere fare inciampare le grosse come il Barcellona, il Real Madrid o il Paris Saint-Germain, e quindi sono delle situazioni un po' di ripiego. Il campionato sì, sì. inglese ha abbastanza vivacità e alternanza anche lì davanti, abbastanza, ecco, insomma. Sì, sì. Beh, Quindi questo scusami, secondo me come dire, il modello della Premier League è un modello a cui ispirarsi, sia dal punto di vista della gestione, che produce equilibrio e tante risorse da investire. È chiaro che Bayern, ha vinto il campionato per la 10ª volta, cioè più di tanto non porta interesse voglio dire, ma sì, penso ai tifosi stessi del Bayern
il vincere è motivo di gioia perché non si è perso il campionato, ecco. Lo stesso dicasi per il PSG. Per il Real è sempre un po' diverso perché comunque i rischi di inciampare nella Liga sono molti più che in Bundesliga Poi al di là. diciamo che c'è stato uno tsunami a livello, no, Certo. della Liga, e quindi lo vediamo nel Barcellona, lo vediamo comunque anche il Real, l'Atletico stesso, no, che quindi è una squadra che dovrebbe fare di più secondo me. Quindi in ogni caso hanno subito anche per le loro regole interne in qualche modo Sì, un qualcosa, ridimensionamento, un sì. ridimensionamento dal punto di vista economico. Beh, Eh, salutare forse anche, Forse anche forse anche salutare, sì, salutare. sì, sì, sì. E poi Mh-mh. comunque, appunto il Real Madrid è ancora in corsa in Champions. Allora, avevo fatto vedere prima appunto la progressione delle partite, no, quindi Sì, il filotto. Io non Milan, no, sono interista, te lo sanno tutti, quindi non è quello il problema. Però indubbiamente la regola dei grandi numeri mi porta a pensare che il Cagliari, se non va a perdere la prossima partita, l'Inter lo incontra successivamente, la legge dei grandi numeri ci può essere una beffa. Il Milan stesso deve, penso, anche un po' fare attenzione perché è un filottone incredibile, però è vero che il Milan non molla mai, non molla mai. Lo vedo, l'ho visto ieri la partita, ha cercato, meritava un po' di più ovviamente della Fiorentina, però alla fine la partita era 0-0, c'è stata quel gol appunto di Leao, e quindi a 8 minuti dalla fine, quindi fino all'ultimo ci credono. Quindi questo è un valore aggiunto, penso, sì. perché l'Inter fa un po' il contrario, no? Verso la fine si sfalda. Potrebbe essere forse anche un po' questo, no? Una motivazione in più, no? Che ha il Milan in questo periodo. Sì, io non credo sia tanto una questione di motivazioni, però diciamo le 2 squadre si specchiano, in maniera opposta, ovvero l'Inter sembra preparare meglio le partite perché entra in campo ed è 3 partite di fila che segna subito, almeno 3 partite di fila Eh sì, che segna subito. Poi l'ultima partita, quella di ieri, l'ho vista un po' troppo prudente nella gestione, così come col Bologna, e col Bologna ha rischiato grosso, poi un incidente di percorso ha fatto vabbè, sì che perdesse la partita. Però è un episodio e comunque erano in parità fino a quel momento, quindi non il certo. miglior risultato per l'Inter. Il Milan invece di solito parte contratto. Ieri mi è sembrato partire con serenità e con prudenza, poi però fa fatica a segnare. Quindi ci crede È fino in sempre un po' il fondo. problema, è sempre stato Eh, questo il problema, eh. assolutamente. Ci crede fino in fondo e quindi poi alla fine il gol lo trova. Detto questo, il Milan fa più fatica con le piccole presunte che non con le grandi perché trova con le grandi più spazio Ovvio. e il Milan nello spazio, come tutti, si trova più a suo agio, ecco. Certo, la partita dell'Inter col Bologna è una partita all'arma bianca con tutti in difesa del Bologna, arroccati sul portiere, su Medel, che Sì, sì. gestiva questa copertura totale, no? E quindi e poi vengono a mancare anche le idee, no? Lo vedo sia È al Milan che difficile anche all'Inter. averle. È Vengono, difficile anche averle, appunto, perché vengono fuori questi benedetti cross dalla tre quarti che non dicono nulla, no? sì, Assolutamente. sì. E Eh, sì, lì prego, prego. contano le giocate, lì contano poi le giocate. Sì. Evidentemente Milan e Inter hanno dei giocatori che ti inventan la giocata e ti risolvono la questione, ecco, Ecco, una alla cosa che fine. veniva detta, non mi ricordo più chi l'ha detto qualche giorno fa, è che il Milan tenta troppo centralmente e va poco sulla fascia, ma è anche abbastanza chiaro forse, perché non c'è magari un doppio canale sulle fasce, no? Quindi mentre invece Mh-mh. l'Inter ha il doppio binario, diciamo, sulle fasce, Sì. per modo di dire. E mentre invece devi andare centralmente perché devi andare a confortare l'unica punta che hai davanti, che è Giroud, e quindi i tre dietro devono in qualche modo andare centralmente. In più c'è anche Teo Hernandez che
non è più uomo di fascia, ma è un uomo che si infila centralmente, perché così ha due opzioni, andare un po' a destra e un po' a sinistra, no? Esatto, Cre esatto. Dovevano anche, è andato un momento quando c'è stato un problema di organico, di forse anche tra Covid, infortunati vari, io mi ricordo che dissi che Pioli avrebbe dovuto inventare qualcosa. Ha inventato in parte che sì, davanti a fare, diciamo, il centrocampista avanzato, e che quindi in qualche modo ferma le ripartenze, e oltre al fatto che può fare qualche incursione lui stesso, no? E quindi Sì, questa è stata una trovata. Non, nell'Inter io vedo che c'è giro palla, velocità, quando c'è lo spazio vanno via molto bene di qua di là, però in quelle partite effettivamente devi inventare qualcosa, non entrano centralmente. È il sì. contrario del Milan. Secondo te un allenatore, visto che tu sei stato allenatore, Grande allenatore direi, grande allena già che ci sei. già che grande allenatore incontrato nei nostri campionati amatoriali bellissimi, arrivato a un certo punto, cioè credo che, non so, noi lo vediamo da ovviamente ultima ruota del carro calcistico, però Per credo carità. che un allenatore dovrebbe far qualcosa di più, no? Secondo te anche lo Certo. stesso Inzaghi ha partite in cui c'erano difficoltà, ha detto giocate di rimessa lunga, non ci sono energie, col Genoa giocavano palla lunga, col Torino giocavano palla lunga, però è un Beh, quelle errore. sono, diciamo, passami il termine, soluzioni tattiche, ma non strategiche. Cioè, Sì, per voltare la partita, probabilmente, oltre ad affidarti alla giocata del campione o di quello che ha la giocata, devi fare, devi trovare delle soluzioni strategiche, tipo, e quindi non cambiare ruolo per il ruolo, voglio dire, ma devi trovare una soluzione che preveda il terzo attaccante. E Inzaghi l'ha fatto qualche volta, sì, piuttosto che giocare a 4, non lo so, un qualche cosa, o puntare con 3 uomini sulla stessa fascia, come faceva il Napoli di Sarri, che spostava Hamsik dalla parte a di sinistra, Insigne e Mario Rui o Gulam, e quindi ti creava la doppia superiorità numerica, certo, con la certo. possibilità di fare l'1-2, e qualche cosa devi farlo, se no non ha, come dire, se no è una partita che rischia di essere troppo pianificata e programmata senza avere delle vie d'uscita. E nello sport, nel calcio, negli sport di squadra, dal momento che hai sempre un avversario di fronte, e quindi l'avversario ti può sicuramente creare le contromisure per neutralizzare le tue armi, devi avere il piano B. Se non ce Certo, l'hai, hai un limite. esatto, questo che voglio dire, un Sì, pelino l'ho riscontrato sia nell'una che nell'altra squadra in questa gestione, però d'altronde, è anche vero che Pioli ha fatto tanto nel cercare di, coprire le magagne, il fatto stesso che la sì. squadra nell'ultimo quarto d'ora segni tantissime volte, tanto, quindi vuol dire che c'è una logica dietro. Ecco, allora a questo punto, visto che non volevi che si parlasse di Milan, ti faccio vedere questa slide che riguarda il Milan, ovviamente, e quindi abbiamo di schiena il tatuaggio di Ibrahimovic, abbiamo la plomb di Maldini, e poi vabbè, insomma, lo- la, la tenuta sportiva di Pioli. Manca qualcosa a livello di merito, tipo, non so, Gazidis, Scaroni, Elliott, in questo momento storico del calcio milanese, che adesso parliamo ovviamente del Milan. Chi è il vero artefice? Aver preso un giocatore che può essere un esempio, aver preso un ex grande giocatore che si sta costruendo come manager ad alto livello e nella scelta proprio strategica. Abbiamo un allenatore che ha sempre fatto bene nelle sue squadre fino a un certo punto, che però forse si sta sdoganando in questa stagione, oppure una società che ha dato il giusto e ha pensato soprattutto a rimettere a posto i conti per dopo rivendere bene, cosa che verrà fuori probabilmente nei prossimi giorni. Sì. Di chi è il merito? Posso citarne due? Certo. L'unità di intenti e la fiducia. Perché Quindi non gli in uomini. no, gli uomini sì, ma questo fa parte dell'unità di intenti e Ok, della fiducia, e mi spiego meglio. Sappiamo benissimo da quello che abbiamo letto, almeno parlo per me, che Pioli era in uscita e sarebbe entrato Rangnick, no? Come
supervisor o come allenatore. In un momento di pandemia, eh? Sì, sì, No, sì, sì. prima della pandemia. Non mi Poi ricordo più. Sì, diciamo a era fine prima. stagione pandemia, a A fine fine stagione pandemia, Esatto, fine stagione pandemia, secondo me 2019-2020. sì, sì, esatto. Allora, lì immagino che, diciamo la dirigenza Maldini e Massara, convinti della scelta di Pioli e che Pioli, sarebbe diventato l'uomo giusto per il Milan, abbiano fatto pressione presso la proprietà e i rappresentanti della proprietà Ivan Gazidis per confermare lo staff tecnico. A quel punto è intervenuta la fiducia della proprietà, evidentemente corroborata anche dai risultati che stavano arrivando. Quindi dopo la pandemia 12 risultati utili consecutivi in 12 Sì, sì. partite. E quello poi è stata come dire, il punto di partenza della ripartenza. Quindi io credo un piano biennale dove tutti quanti hanno remato dalla parte giusta. Pioli ha in mano la squadra. Ibrahimovic è stato la chiave vincente per portare all'interno dello spogliatoio e dei giocatori fiducia e consapevolezza, oltre che gol pesanti. Maldini è quella persona carismatica che immagino quando apre bocca a Milanello incanta tutti, dà fiducia e rassicurazione. È credibile nel mondo del calcio e quindi quando chiama Teo Hernandez dice: "Ma chiamato Maldini, io al Milan ci vado". Gazidis ha assecondato le esigenze dello staff tecnico compatibilmente con quello che era l'imprimatur della società, quindi di sistemare i conti, e alla fine tutti insieme hanno portato ai risultati che stiamo vedendo, che alla fine prescindono dal primo o secondo posto. Poi il primo posto sarebbe veramente Sì, certo, l'apoteosi ovvio, ovvio. di un Quindi modello veramente vincente, ma non vincente perché vinceranno forse lo scudetto, no, per questo vincente motivo che hai detto tu, eh, no, per queste 2 ragioni in cui appunto il progetto è stato condiviso con l'unità di intenti e la fiducia nel progetto e quindi questo è logico. e Quindi nelle poi sai, persone, è come chiedevi pazzesco tu. è pazzesco perché poi dopo alla fine se vedi bastano anche dei risultati. Credo che anche se l'Inter avesse vinto quel derby lì, la famosa spinta di Giroud, per dire, non sarebbe cambiato nulla perché sarebbe stato comunque il secondo posto, ci sarebbe stato sempre una buona, magari fino Certo, all'ultimo c'era la possibilità di poter combattere. Poi vai a vedere Rangnick e ti rendi conto che questo è ultra pagato, ha comprato giocatori e poi è sesto in Super League, in Premier, premi. e si ritrova praticamente con magari uno tsunami interno, perché quello che probabilmente spaventava il Milan era anche il fatto che arrivasse, cambiasse tutto con tanti giocatori, tanti acquisti, e allora la vendita e il realizzo sarebbe in qualche modo Sì, slittato. Va sì. bene, Io sono andiamo. tifoso anche dello United, Se, quindi se vuoi apriamo il libro dello United. No, direi di no, lasciamo perdere, e quindi va bene, lo so, tu tifi troppo, Sì, a qualsiasi. Ricordiamo anche Fabio che appunto è all'interno della Super League, no? Del Playground Super Milano League. League. Se vuoi un attimo anche accennare a questa bella iniziativa che è da 4 anni ormai, 5 quest'anno. 5, come vola in fretta, mamma mia, mi Sì. ricordo il primo anno. Ma Playground Milano League è uno dei progetti che One Lab Milano, che è la creatura che io e Matteo Mantica, è la creatura a cui abbiamo dato vita io e Matteo Mantica, ci occupiamo di sport Sì, business. Playground Milano League è un torneo di basket 3x3, 3 contro 3, che si gioca su N Playground in contemporanea su Milano. È diventato ormai un perché M evento. Playground prima non era legato al comune, erano 9? Erano 9, adesso post pandemia. Ah, Devo dire con molto orgoglio che nel 2020 e nel 2021 non ci siamo fermati, quindi abbiamo comunque realizzato delle versioni nella finestra consentita ai assolutamente noi, di ecco. settembre.
A settembre. Sì, abbiamo realizzato le edizioni dei rispettivi anni. Quest'anno siamo ritornati un po' all'antico, 2 campi mini basket, 4 playground basket, ma per 2 giorni consecutivi. Abbiamo poi le finali in Piazza Minniti all'Isola, 7 luglio, e un opening al centro commerciale di Arese, 3 e 4 giugno. Quindi insomma è diventato, Che diciamo, poi è diventato anche trasversale, anche per a livello solidale, giusto? assolutamente, c'è un progetto di responsabilità sociale del progetto Playground Milano League, attraverso cui doniamo beni, cose a seconda del progetto a chi ne ha bisogno. Quest'anno abbracciamo la campagna contro la fame di Rise Against Hunger, che è un'organizzazione internazionale, e quindi raccoglieremo fondi per questa iniziativa. Abbiamo Ho un capi progetto di sostenibilità ambientale che si chiama Play Green, Playground Sostenibili, che si occupa di valorizzare alcuni ambiti di sostenibilità. Abbiamo un progetto di street art experience, quest'anno è street music, e Sai cosa quindi vuol dire? Che ci saranno gruppi che suoneranno? Saranno ci sarà una open call sui canali social nostri sì? e di eventuali partner, dove andremo a, diciamo, passami il termine che non mi piace, ma non me ne viene in mente uno migliore, giudicare degli artisti in erba che performeranno all'evento finale insieme a degli artisti professionisti. Beh, Sì, bello, bello questo confronto, indubbiamente perché, c'è bisogno della verifica delle proprie qualità e soprattutto sì, anche sì. chi è già professionista riesce quindi a dare qualcosa di sé anche in questa prospettiva, no, perché molte volte Certo, è un incontro, chiamiamolo un incontro più che un esatto, confronto, è un perché incontro. perché il secondo punto della mission del progetto parla proprio di costituire una community sempre più ampia, sempre più attiva, dinamica, e quindi noi andiamo in quella direzione. Bene, senti, parlando prima di tornando adesso al campionato, parlando Sì? prima della fame delle ultime giornate, no? Mh-mh. Come avevamo detto prima dell'inizio della trasmissione, aver riportato le parole di Tudor del Verona, no? Perché secondo me ci ributtiamo su questo ambito. Abbiamo per esempio questi giocatori che sono Berardi, Raspadori, Scamacca, Frattesi, Traoré, insomma giocatori che sembra che veramente in un attimo, cioè se li vendono tutti fanno bingo con 200 milioni in cassa. Mh-mh. Mi sembra che anche a livello mediatico ci sia stata una spinta forse un po' troppo eccessiva e questa credo che crea anche un po' di fastidio per gli operatori all'interno dello stesso sistema del campionato di Serie A. Sì, sì. No, appunto ricordavamo prima, l'affermazione in conferenza stampa, l'affermazione di Tudor, allenatore del Verona, che ribadisco è la squadra che mi ha impressionato di più nelle ultime settimane, perché giocano bene, molto organizzati, giocatori tecnici, e i risultati li ottengono. Tudor è andato in conferenza stampa e ha detto: Raspadori, Berardi, Scamacca, 50 milioni, 40, 35 e quant'altro. Poi guardo la classifica e il mio Verona è 6 punti avanti al Sassuolo. Quindi è chiaro che un po' di fastidio queste voci lo danno, ecco. Magari il Verona dovesse trovare il Sassuolo, avrebbe, come dire, un elemento in più per giocarsi una bella partita in questo momento. È vero, è vero. Però è anche vero che cane nessuno è fesso, credo che gli operatori del mercato sanno benissimo qual è la quotazione, al limite sono delle discussioni da bar anche queste, però gli operatori del mercato sanno benissimo che Scamacca dovrebbe valere una certa cifra, cioè che non sono le cifre ovviamente che circolano e che quindi in qualche modo sembra quasi che creino un valore aggiunto al brand del Sassuolo, no, Sì? poi il Sassuolo sta facendo delle cose ottime in questi anni, veramente si è ricostruita un'identità, veramente un filotto di tante situazioni, no, da anche cambiando gli stessi allenatori, i giocatori stessi, quindi Certo. ci sta.
Tra questi, qual è che vedresti probabilmente partente? Perché parlano di un Berardi al Milan, che forse potrebbe essere il momento giusto per Berardi, dopo l'aver vinto anche il campionato europeo l'anno scorso, di spiccare il volo, perché è un giocatore che è talentuoso, che ha qualche passaggio a vuoto, però è un giocatore che è differente rispetto ad altri. Fa un po' Sicuramente. arrabbiare anche certe volte perché ha tanta classe, però sbaglia qualche cosa. Sì, anche se negli ultimi anni lo vedo molto più concreto, Sì, e ha perso anche quella verve polemica che ogni tanto tirava fuori in campo. Oggi mi sembra più maturo, d'altro canto ha 28 anni e quindi ha dei numeri pazzeschi in Serie A, e ha fatto bene anche all'Europeo. È un ha giocatore. segnato, Sì, adesso sì. ha Sì, segnato, sì. andiamo a vedere un attimo i gol, perché qua vediamo la classifica. Berardi è sesto con 14 reti e mi sembra che sia primo, lo vediamo qua, Eh, negli assist, 12, sì. quindi tanta roba. Tanta Ecco, roba, tanta ecco, roba. ecco, lo Adesso, vedresti bene al posto di Saelemaekers sulla destra, no? ma allora più al posto di Messias, perché io sono Vabbè, tifoso di Messias, Saelemaekers, sì, e ok, con come lui non il vedi. Milan gioca meglio, perché Calabria scende anche meglio sulla fascia. Ok, perché Mentre Messias è un po' troppo eccessivo, no? Un po'. tiene troppo la palla, alla fine è un Suso 2, secondo me, Ah, ok. e e gli Che hai recuperato un giocatore di cui ci eravamo quasi dimenticati, e oramai beh, Suso è stato importante, però è diventato poi un limite del Milan, quindi certo, eh. era E è vero, è vero. tornando a Berardi, sì, certo, sarebbe un bel giocatore. Rimane il fatto che è un giocatore di 28 anni che in coppa, nelle coppe internazionali avrà fatto 4 partite forse, Sì. quindi va misurato anche. Da questo punto di vista, però vedi che l'anno scorso il Milan è rientrato e nessuno aveva fatto come anche l'Inter con Spalletti, cos'era 4-5 stagioni fa, era primo anno in Champions, il Milan fece bene l'anno scorso, poi ci furono delle schifezze che appunto io difendo il calcio italiano, mi ricordo la partita col Manchester, fu annullato un gol di Kessie per un ipotetico fallo di mano ed è una cosa veramente, e lì non vanno a vedere il VAR, ecco, allora queste No, no, cose no, qua non mi certo. piacciono. Senti, tornando dunque abbiamo detto questo giocatore potrebbe essere quindi Berardi, poi dall'altra parte sono gli altri. Vabbè, avevamo prima Sì, sì. accennato alla Spagna, alla Liga e ovviamente è stato sdoganato l'ennesimo successo di Carletto Ancelotti, eccolo qua. Quindi qua viene portato in trionfo dalle merengues e i suoi giocatori, e qua questa bellissima maglietta, sopracciglio in parte alzato, il solito sopracciglio sinistro, con Serie A, Premier, League 1, Bundesliga e Liga. Ragazzi, tanto di cappello, io Sì, sì. applaudo a questo ex giocatore che mi piaceva tantissimo quando giocava e soprattutto un allenatore pragmatico che sa di calcio. Sì, poi lì ha messo solo i campionati, se dovesse mettere le Champions, Ovvio. poi deve cambiar maglia e mettere la seconda maglia con le Sì, Champions sì, certo, c'è sulla un schiena. palmarès enorme sia come giocatore Pazzesco, che come tecnico. certo. Beh, Carlo Ancelotti, a parte che siamo quasi coetanei, è stato una milestone del Milan di Sacchi. Io credo che sia veramente un allenatore e una persona, devo immaginare, incredibile, incredibilmente empatica, che ne sa di calcio, e quindi è in grado è il miglior domatore di leoni che ci sia sul pianeta Terra, e quindi sa gestire lo spogliatoio, i campioni, Ecco, evidentemente anticipare. ecco, adesso sa gestire lo spogliatoio. Mi viene in mente invece che 2 anni fa, prima di Gattuso, al Napoli è passato lui, no? E Sì, io dico, anche il Napoli quest'anno implode, ogni anno è sempre un po' lo stesso momento, no? È un po' un già visto. Non riesco a capire per quale motivo. Un presidente è arrivato a un certo punto con un allenatore di questo tipo che aveva appena vinto in Bundesliga, cioè credo che arrivato a un certo punto debba essere più difeso, no? Cioè, sì, sì. devi difendere, cioè non mi interessa. De Laurentiis è uno che ha detto
proprio papale, se non ci fossi stato io a questo punto a prendervi da Serie C, ha ripreso dal basso ovviamente il Napoli, eravate ancora nella cacca. Se uno si pone in questi termini qua, vuol dire che ha la possibilità anche di continuare a tenere un allenatore contro quella che potrebbe essere anche un po' la tendenza di una tifoseria che già non gli ha mai ha già creato sempre dei problemi, insomma, a De Laurentiis, nonostante il buon cammino che ha fatto fin qui. Beh, direi, allora, credo che il Napoli abbia da antepandemia anni e anni di bilancio inutile. Antepandemia, poi dopo Sì. non so. Risultati, sono 10 anni che va nelle coppe. Con Mazzarri, se non ricordo male, e con Sarri dopo, arrivò vicino allo scudetto. Vicino nel senso, fu competitor numero 1 del vincitore dello scudetto. Se la guardiamo da questo punto di vista, il percorso del Napoli di De Laurentiis, che è partito dalla C2 forse, neanche dalla C1, sì, dalla loro C2, è stato incredibilmente incredibile, ecco, e fantastico. Ricordiamoci sempre che il Napoli ha vinto anche a livello internazionale gli anni in cui aveva Maradona nelle sue fila, e Maradona è molto più di un giocatore e forse addirittura più di una squadra. Quindi se partiamo da questi presupposti, tutti gli ultimi campionati e le ultime stagioni sono positive, secondo il mio modo di vedere. Poi io credo che De Laurentiis sia una persona come dire, che ha l'abitudine di decidere senza consultarsi. Sì, è un decisionista, è padre padrone, no? Quindi, Padre padrone, non riuscivo a trovare le parole, però insomma è una persona che decide con modi anche magari che non possono essere, sì. che possono non essere apprezzati da tutti. E quindi alla fine, se gli allenatori finiscono inevitabilmente nelle sue fauci, qualche problema di relazioni con gli allenatori deve averlo. Io non so qual è, Anche con però Gattuso, no? Anche con certo. Gattuso, cioè, anche lo stesso Sarri, No, l'ultimo Sarri, periodo, cioè, Mazzarri, sì, sì. Benitez, È il suo. Io mi ricordo che una volta giocando, adesso è un aneddoto tra di noi, no? Quando ci siamo incontrati, sì. mi ricordo che concordavamo e tu mi dicesti appunto questa affermazione, diciamo, è un po' come per noi continuare a giocare a pallone, no? Facendo gli Sì. allenatori, no? È vero questo, no? Perché era come se giocassi un po', vabbè, giochi anche poi un po' più quasi da PlayStation, da dietro, movimentando i giocatori. Credo che sia Vabbè, la ma stessa. sei in campo però, E sei Fulvio, in lo sai anche campo, tu sei in campo. sei in campo, però il presidente è in tribuna, quindi è la stessa cosa, né più né Certo, meno quella assolutamente. stessa logica, quindi pensando di saper muovere tutto e poi lì è un'azienda famiglia, il Napoli, probabilmente il problema è anche questo. Va bene, bei Certo. momenti e bei ricordi. Senti, qualche giorno fa è venuto a mancare, dopo un periodo anche orrendo di fake news, è venuto a mancare questo personaggio Mino Sì. Raiola. Ecco, devo dire la verità che ho trovato della gente, al di là dei social che sono una cosa pazzesca in senso negativo, ma veramente anche delle affermazioni di alcuni operatori che lo snobbavano, cioè, a parte perché la persona è deceduta, quindi bisogna un minimo di silenzio da questo punto di vista. Ma poi in ogni caso, quel ruolo lì, se non l'avesse preso Raiola, l'avrebbe preso un altro, e ce ne sono tanti altri Raiola molto più belli, molto più distinti, no? Penso allo stesso Mendes, no? Quindi per quale motivo? Forse a Raiola non si poteva far passare il fatto che aveva fatto una gavetta e con l'intelligenza o in qualche modo era riuscito ad arrivare a livelli inserendosi, incuneandosi in un vuoto probabilmente della professione, no? Che è Sì. il procuratore. Quindi lui ha sdoganato, magari anche, anzi di sicuro eccedendo, no? Nel rapporto ma anche con le stesse società e diventando più protagonista quasi del giocatore stesso, no? E quindi questo magari può aver dato fastidio, ma credo che abbia dato anche molto valore aggiunto a delle società. Penso a Pogba, portato a zero
alla Juventus, o non puoi non essere riconoscente nei confronti di Certo. un procuratore del genere. Oppure penso come è stato giocato male il rapporto con Donnarumma al Milan, penso poi romanticamente invece a dei giocatori come per esempio Balotelli, che invece è stato abbacinato dalla questione economica, anche Donnarumma da quel punto di vista, mettendo in secondo piano una crescita professionale, quindi Sì, sarebbe stata fondamentale. guarda, io ti dico, vabbè, quello che penso. Certo, Ovviamente non ho conosciuto Mino Raiola. La notizia mi ha fatto dispiacere. certo, Non ho, come dire, acredine nei suoi confronti o appunto. cattiva opinione della persona, perché alla fine è stato un professionista che ha fatto il proprio mestiere. Probabilmente no, sicuramente ogni tanto ha tirato fuori i denti da squalo in una piscina piena di squali, perché poi non è Appunto. che, voglio dire, va negli oratori a piazzare i Pogba e i Balotelli o Poi i... ti fermo un attimo, come mai tutti questi grandi giocatori poi vanno da lui? Ci sarà un motivo, no? No, Evidentemente riesce a certo, garantire molto bene dal punto di vista professionale e anche economico, quindi assolutamente. Ma io faccio l'esempio di Ibrahimovic, sì, no? Che lo vede, da quel che ho sentito, come un secondo padre. È stata sì. ma anche leggendo la biografia emerge la figura di Raiola, no? Il ciccione, ne parla con affetto, che però gli ha insegnato a stare al mondo, ma Sì. non nel mondo degli squali, a capire le sfumature della vita del professionista anche, cioè quali sono i valori, i pilastri sui quali costruire una super carriera, anche di un giocatore estremamente Però, talentuoso. hai ragione, ti fermo un attimo, però qua abbiamo Sì, 2 elementi. Ibrahimovic ha 41 anni, si allena come una bestia, è ancora lì, poi purtroppo l'usura del tempo fa capire che non può correre più di tanto, è ma comunque certamente. grandissimo giocatore, tecnicamente validissimo. D'altra parte hai Balotelli, una belva pazzesca, plasmata in un certo modo, con grandissime prospettive. Alla fine qua dipende anche dal DNA del giocatore, perché, Assolutamente, della qua persona. è Sì, la sì. persona, no? Infatti quando Raiola prese la procura di Ibrahimovic, Ibrahimovic non si allenava come una bestia. Ah, ecco. Eh, Però, per cui ha preso Balotelli, però, Balotelli ha non fatto, l'ha capita. non Forse l'ha capita. Balotelli, il mio dubbio è che Balotelli non è che impazzisca dalla voglia di giocare a calcio, ma già dagli inizi Sì. aveva un grande talento, ha un grande talento. Alla fine penso che sia un bravo ragazzo, un bravo uomo, insomma, non è un uomo vuoto o povero di sentimenti o di cose. Magari non gli interessa più di tanto giocare a calcio, Questo può essere una semplicemente. è vero, potrebbe Cioè, in essere una proporzione ai chiave. sacrifici che vengono richiesti a Certo, uno giusto. che ha il talento come lui. Ecco, Sì, è che vedi qua il tifoso ovviamente dice si aspetta di più perché c'è una scala di valori, dei parametri, delle prospettive, è un peccato. Questo è è un veramente peccato, certo, è il retrogusto amaro di questi ultimi 10 anni con Balotelli. Vabbè. certo. Da Eh, tifoso dello United, Pogba è pure peggio, eh. Ah beh, infatti anche, Eh. anche lui è un giocatore che poteva fare molto, ma molto di più. Senti, arriviamo invece alle prossime partite, il prossimo Sì? turno, 36esima giornata. Abbiamo qua, come al solito, il mio giochino in fase, diciamo, in posizione, no? Per interesse, Verona-Milan e Inter-Empoli, perché sono due partite che decidono anche questa. Salernitana-Cagliari probabilmente è la partita clou da un punto di vista appunto della zona retrocessione. Abbiamo Fiorentina-Roma che ha un suo interesse appunto per quella quinta, sesta posizione per l'Europa League, e poi abbiamo insieme Genoa-Juventus, Venezia-Bologna per la parte del fondo classifica, e poi abbiamo Lazio, Sampdoria e Spezia-Atalanta per invece sempre la zona Europa League. A finire una bella partita comunque Torino-Napoli da vedere, e in ultimo un Sassuolo Udinese, che probabilmente sarà una partita con molti gol, perché secondo me è una partita in cui entreranno in campo belli, Sì, agili. sì, sicuro, sicuro, Ecco, sicuro. qual è il tuo, allora, al di là del fatto che andresti a vedere Verona-Milan di sicuro, quale Sì? altra partita andresti a vedere? Inter-Empoli allora. Beh, viste quelle 2,
Allora, lasciando andrei perdere queste due, sì, Salernitana-Cagliari sarà una partita vera. sì, è E da poi vedere. beh, insomma, lì si giocano molte cose. Dal punto di vista del divertimento, sicuramente Fiorentina-Roma, Torino-Napoli e Sassuolo-Udinese, perché Ok. anche Torino-Napoli sarà una bella partita. E c'è anche il discorso che la Fiorentina, cioè che la Roma ha il ritorno di Conference League, credo, no? Sì, Giovedì, con credo. l'Eister, sì, Vabbè, insomma, speriamo, dai. Ecco, l'ultima puntata, nel senso, andiamo a puntare il calcio sì, italiano in chiusura, non perché non volevo fare assolutamente una discussione riguardo al calcio. Una cosa che dovrebbe fare il nostro movimento calcistico in primis, no? Quindi sì. a che livello bisogna intervenire? A A tutti i livello livelli, no, a tutti i li all'alto dei vertici, una tendenza a livello delle società che dovrebbero cercare di strutturarsi, penso per esempio all'Atalanta, che quindi si struttura, o Sassuolo stesso, per dire, per cercare di produrre talento e produrre anche ricchezza, oppure non so, il fatto stesso che bisogna ripartire dal basso, perché ripropongo un'immagine. Volevo mettere personaggi del nostro periodo storico, però andavamo non dopo si trovano immagini non si dell'epoca. trova, sì, esatto, sono solo in bianco e nero, esatto, Dipinti però ci sono. ce n'è uno, quello a sinistra è Dino Zoff, grande giocatore, grande portiere, in un momento storico in cui i portieri italiani erano pazzeschi, c'erano tantissimi bravissimi, difensore Nesta, quindi tanti, la scuola calcio del difensivismo, adesso Nesta poi era uno anche dai piedi buoni, Sì, Baggio, classe immensa, e poi l'ultimo i grandi calciatori d'attacco che abbiamo avuto, ne ho preso uno a caso, Signori, che non era di sicuro il migliore, ma per far capire che c'era la possibilità di poter attingere su tanti giocatori, no? Penso sì, a sì, Carnevale, Vialli, Schillaci, quando Donadoni a Italia 90, per dirne alcuni, quindi quanti giocatori bravi. sì, sì. Quindi che cosa è mancato anche in questo da un punto di vista, diciamo, tecnico? Quindi dove si dovrebbe andare a recuperare qualcosa, e al tempo stesso invece che cosa dovremmo fare da un punto di vista proprio di creazione, di ricreazione, diciamo, dei ruoli. Ma guarda, se il focus lo mettiamo sulla Serie A, sicuramente dobbiamo come dire, trovare le chiavi per, giocare un calcio più divertente, più intenso, più dinamico. Quindi ben vengano gli allenatori che fan giocare bene le proprie squadre, i Tudor, i Dionisi, ma anche i Gasperini ovviamente, lo stesso Juric, cioè quelle squadre, adesso non parlo delle big, quelle squadre che giocano in rapidità, con aggressività, a tutto campo, ecco. Dall'altro è vero, l'Atalanta e il Sassuolo sono 2 modelli di sistemi societari di successo. Ti ricordo che alle spalle hanno il gruppo Percasse e il gruppo Mapei, quindi Ovvio, delle eccellenze imprenditoriale a livello mondiale. certo. Io credo che si debba tornare a giocare, cioè tornare, si debba andare sulla strada di un calcio più divertente, più rapido, più intenso, più leale, e in questo, cioè, questo vuol dire una rivoluzione culturale. Mi Beh, quindi rifaccio anche prego, scusa. sì, mi rifaccio anche, scusami solo un attimo, anche diciamo all'ultimo anello della catena, che è l'applicazione del regolamento. Io vedo ancora, non so, partite come Milan-Bologna, mi pare, 90 minuti, 99 minuti di gioco, di cui 49 di gioco Effettivo? effettivo, ogni rimessa un minuto, ogni tocco per terra a urlare, gli arbitri che fischiano i sorrisi, cioè il calcio è un'altra roba, soprattutto perché se hai intenzione di avere più risorse a disposizione lo devi vendere bene all'estero. Ma queste partite qua chi le guarda all'estero? Beh, anche perché poi diciamo che i canali televisivi li hanno già prese gli Aliate. Beh, ma non è un caso che la Premier guadagni, cioè Beh, incassi lì 4 volte.
Noi non possiamo però andare sempre a sbattere contro un modello del genere, dobbiamo cercare di recuperare delle cose interessanti, perché è chiaro che non puoi ricostruire cos'è l'FA Cup, per dire, quindi la coppa interna. Molti dicono la Sarri si è incavolato dicendo fanno arrivare sempre le stesse per una questione televisiva. Vabbè, però non possiamo neanche recuperare decenni e centinaia d'anni a No, no, momenti no, no, no. per la questione, diciamo, proprio anche strutturale, no? Perché partono dal basso con 1000 squadre, devi trovare lo sponsor, devi trovare tante cose, non è una cosa semplicissima. No, 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 Quindi il tutt'altro. modello fino a un certo punto, certe cose non le puoi recuperare, no? Quindi sono d'accordo con te che uno dovrebbe cercare di migliorare questi aspetti. Hai ragione, effettivamente avere più ciccia attaccata all'osso, no? Giusto? Sì, perché sennò diventa un calcio talmente sofisticato dal punto di vista tattico che risulta sterile dal punto di vista dello spettacolo e del divertimento da chi non è tifoso. Perché è chiaro che noi le nostre squadre le guardiamo sia che vincano, che perdano, che giochino bene o giochino male. Però se giocano bene magari le guardano anche negli Stati Uniti o in Giocare Cina. qua si apre il tema di discussione, il giocare bene, cosa si intende per il giocare bene. Certamente, Va certamente. bene, qua ne parleremo un'altra volta, dai, magari prima Volentieri. della fine della stagione, oppure insomma prima dell'estate ci riconvochiamo, magari anche parlando più ampiamente del calcio italiano in generale. Va bene, senti, ringrazio intanto alcune persone che sono seguite, vabbè, Biagio Castagna, che è il radiocronista del web, eccolo qua, anche in serie minori ci sono dei talenti che andrebbero protetti Certo. e valutati, e poi ringrazio anche per esempio chi ha mandato dei like come Giacomo Miningi, Stefano Bianchi e Anna Maria Pavesi. Va bene, grazie intanto a Fabio Napoleone per aver partecipato a Che Calcio Che Fa. Va bene, insomma ce l'abbiamo fatta dopo qualche anno, Sì. dopo essere stati in TV a Crema, Lombardia TV, ci siamo rivisti anche qui e quindi mi ha fatto molto piacere. Grazie e buon Anche a me, proseguimento per Fulvio. la tua iniziativa che riguarda appunto il playground. Ecco, cercherò poi di venire, di intervenire, dai, mi piacerebbe anche vedervi Volentieri, dal volentieri, vivo. volentieri. Appuntamento a luglio, giusto? Appuntamento sì, giugno anche, Anche 11 giugno giugno. mini basket, sì, sì. Ecco, Poi ti mando il calendario. il sito di riferimento. playgroundmilanoleague.com. Perfetto. Benissimo, grazie Fabio, grazie, buona Grazie. serata di Ciao nuovo. anche Ciao, a te, ciao. grazie. Ciao, 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 ciao. ciao. Bene, una bella chiacchierata, e Fabio è un uomo di sport, di passione, molto attento ai lati anche organizzativi, lo vediamo anche per ciò che riguarda appunto il Milano Playground, ma in generale, appunto perché ci conosciamo da tantissimi anni, è vero. Quindi vabbè, insomma, si parla di sport, si parla di calcio nello specifico, e spero appunto di rivederlo prossimamente. Nel frattempo appunto mando la sigla e noi ci vediamo. Per chi vuole seguire poi le mie presentazioni che riguardano appunto i libri, ricordo che domani c'è una presentazione con il dottor Clerici dell'Istituto dei Tumori, con un libro che riguarda la spiritualità, molto molto interessante. E poi giovedì a Equilibri, mentre invece giovedì sempre alle ore 17 l'appuntamento è con Diretta Libro Sprint, con le news dal mondo delle editorie. Grazie per aver seguito Che Calcio Che Fa, noi ci vediamo lunedì prossimo. Grazie, buona serata.